Riprendo. Quindi di nuovo buonasera a tutti e a tutte, e in particolare a Lucio, a Francesco e ad Andrea per aver accolto l'invito di essere qui stasera a discutere di Vento e di Terra, Raul Gardini, una vita di sfide. Allora, perché intanto abbiamo organizzato questa presentazione? La prima ragione è perché il libro è autenticamente bello. E quindi complimenti a Lucio e ad Andrea per averlo scritto. Io l'ho preso ad agosto 2023 e siccome mi scrivo sempre quando finisco il libro, l'ho finito il 12/8/2023, 4-5 giorni dopo ero in vacanza sul traghetto per Pantelleria. Per cui quest'estate siamo partiti ai primi di agosto facendo tutta l'Italia in macchina fino a Pantelleria e tutte le sere, insomma, è stata una lettura vincente. La lettura di questo libro, almeno a me, ha generato la stessa emozione, la qualità narrativa e la qualità della storia, la stessa emozione che ho provato leggendo I Leoni di Sicilia. Quindi 2 straordinarie storie imprenditoriali e caratterizzate da una ascesa molto più o meno veloce, ma sicuramente significativa, e poi in diverso modo, a diverso titolo e per diverse ragioni, una successiva caduta, più o meno rovinosa. In più, l'esperienza di Vento e di Terra ha il pregio di coniugare aspetti strettamente imprenditoriali, di cui parleremo, con aspetti più legati alla dimensione e all'esperienza sportiva e a quello che l'esperienza sportiva può insegnarci. È questa la ragione per la quale stasera, oltre ai 2 autori, abbiamo con noi anche Francesco Peghin, che ho messo proprio in mezzo a voi due, anche fisicamente, perché Francesco in qualche modo sintetizza le 2 anime che sono narrate in questo libro. E quindi Francesco sei qui la vela di cui sei stato campioncino, potremmo dire, no? E l'attività d'impresa. Bene, ci organizziamo in questo modo. Noi faremo un paio di giri di una conversazione con un paio di giri di domande e risposte, e voi potete intervenire quando volete, per puntualizzare piuttosto che per aggiungere. E partiamo con Lucio. Lucio Trevisan. Allora, Lucio è recidivo, nel senso che 30 anni fa ha scritto il libro Il delitto di Gardini, assumendo fin dal titolo una posizione nei confronti dell'episodio. Oggi, Lucio, sei coautore di Vento e di Terra, che parla di tutto quello che è avvenuto nella vita di Gardini prima delle 8:45 del 23 luglio del 93. Quindi cosa differenzia i 2 libri è abbastanza evidente. Qui da una parte dici il delitto Gardini, dall'altro dite di Vento e di Terra. Quindi cosa li differenzia è evidente, cosa li unisce te lo chiedo. Quindi qual è il link tra il 93 di questo libro e il libro che hai scritto precedentemente? Risposte rapide, così facciamo. Sì. Allora, intanto volevo fare una piccola premessa di pochi secondi, cioè la premessa è questa: Gardini dopo la morte viene praticamente molto in fretta completamente dimenticato. Difatti quello che mi spinse all'inizio a scrivere questa inchiesta sul campo sulla morte di Raul Gardini è il fatto che non uscì
una biografia di Gardini, come se ci fosse una congiura del silenzio, non solo da parte della famiglia, ma anche da parte dell'editoria. E difatti vi dico un piccolo retroscena. Io proposi il Delitto Gardini alla Mondadori, perché allora io ero un autore Mondadori, e mi sembra di ricordare che era Franchini l'editor, mi fece capire che la Mondadori non pubblicava il libro non per le qualità del libro, che trovava eccellente, ma perché temeva querele da parte di varie persone. Allora, questa piccola premessa per dirvi che mi spinge a fare questa inchiesta sul campo questa lacuna, cioè che nessun editore pubblica una biografia di Raul Gardini. Tenete presente che Raul Gardini allora è un industriale, un finanziere che ha la statura di Agnelli. Alla morte di Agnelli sono uscite 3-4 biografie. Su Gardini cala il silenzio totale, che viene rotto solo dal mio libro nel 1995. Gardini muore nel 93, nel 95. Libro che io presento anche al Maurizio Costanzo Show, con delle reazioni piuttosto strane, perché mi ricordo di avere attaccato direttamente il magistrato che faceva l'inchiesta, dicendo che aveva evitato di sciogliere i nodi importanti dell'inchiesta. Avevo pensato di essere querelato, ma non è avvenuto. Dunque forse qualcosa di vero c'era. Rispondo alla domanda, cioè i due libri sono legati in questo modo. Gardini, il delitto Gardini è tutto quello che succede dopo. Questo libro è tutto quello che succede fino al momento dello sparo. Questa è la liaison tra i due libri. Bene, grazie. Quindi bisognerebbe leggere anche l'altro per completare l'opera. Mi sembra però che non sia più disponibile. Bene, adesso tocca a te, Andrea. Però prima di coinvolgerti, ti leggo alcuni passaggi. Li avete scritti, quindi è roba vostra. Certo. Signor Raul, un caffettin? Sì, Angelo, grazie. Lo vuol freddo? Gardini si volta e si accomoda su un angolo del divano rosso che riempie di colore la stanza. Qua si mette male Angelo. Che tormento Gao. Enimont è andata in malora e non è finita. Qui sono sicuro. E non è finita qui, sono sicuro. Immagino che sia roba molto grande, ma so che Yu è pien di risorse e che c'è tanta gente che sta da sua parte. Sì, questo sì, però il progetto è fallito. E vabbè, morto uno se ne fa un altro. E poi che sia Coppa America adesso. Quello mi pare un grandissimo progetto. Gardini lo guarda, bozza un sorriso. Secondo te, che padre sono stato io? Cambia discorso. Che domanda grossa. Non mi pare di essere la persona più giusta per dirlo. E invece sì, lo sei. Tu e Rapina siete i nostri eroi di famiglia, gli unici forse che possono dire qualcosa in modo onesto e senza secondi fini. E poi tu conosci bene Leonora, Ivan e la Cocchi, che ti vogliono un gran bene, lo sai. Magari mica avesse vu un pare come you, come de you, signor Raul. I fioiga da essere fieri di avere un pare così. Sono stato troppo lontano. Lavoro se lavoro e comunque you non sei un pare assente. Quando che è il ghesè sul serio, no per finta. Idina è stata una grande madre e una grande moglie, li ha cresciuti lei nella disciplina, lei più di me. È stata anche dura, severa, ma era giusto così. A volte bisogna essere duri per inculcare i valori e loro ce li hanno forti. I fioi se de pasta buona, el staga tranquillo, el general li ga cresciui ben. Ultimo passaggio. Vianello ha l'umiltà e il rispetto che Gardini apprezza. Parla nel suo irrinunciabile dialetto, che ho provato a imitare, ma anch'io sono nato con il dialetto, quindi
lo parlo abbastanza bene, con quella R molto arrotata che hanno soltanto i veneziani del centro storico, anche quelli di Marghera ce l'hanno abbastanza. Vabbè. Ecco. Ok, per lui la vita è legata indissolubilmente al vento e quando guarda il Moro, il ritornello è sempre questo, sempre quello. Qua bava se ride, qua tira se piange. Tradotto, la barca fila più delle altre quando i venti sono leggeri. Allora, perché questi passaggi? Perché nelle storie imprenditoriali, quando ci sono figure che devono gestire complessità rilevanti, di rischio, di progettazione, gli imprenditori come, o le imprenditrici come Gardini sono definiti audaci visionari. Sono persone che hanno delle visioni e poi anche la capacità di gestire i rischi e la complessità delle decisioni. Nel libro Vianello è un comprimario, si può dire, di grande spessore. Allora, lo avete narrato bene, parlaci di Vianello e che ruolo gioca nell'avventura imprenditoriale che è narrata in questo libro. Ti do il mio così. Allora, mi fa molto piacere questa domanda perché Vianello, dal punto di vista narrativo, eccetera, è una creatura nostra, nel senso che i libri e le biografie di Gardini, prima del nostro, non ne avevano parlato. Però noi che abbiamo sentito i familiari, il testimoni, eccetera, abbiamo capito che questa figura, questo Angelo Vianello, marinaio di Pellestrina, è stato molto importante per Gardini. Angelo Vianello, cioè c'era Raul Gardini che girava il mondo, parlava con i potenti del mondo, con il Gotha imprenditoriale, politico, quindi contatti con presidenti, eccetera, e Angelo Vianello, che era sempre con lui, costantemente. E se lui aveva un confidente al quale chiedere qualcosa, questo era Angelo Vianello. Marinaio di Pellestrina, che non ha scelto le vongole, ha scelto il mare aperto, ha scelto le regate. Si sono conosciuti in una di queste ed è scattata lì la scintilla, l'amicizia. Vianello non l'ha più abbandonato fino al giorno, alla notte, prima del suicidio. L'ultima telefonata lui la fa ad Angelo Vianello, dicendogli: domani mattina Angelo cerca di partire presto da Ravenna per venire a Milano, per dire. Ma poi lungo tutta la vita, il libro si divide un po' a metà, fra la vela e la finanza, e tutti i passaggi più importanti di Gardini sono segnati comunque da questa figura anche di Vianello, che era un po' il suo rifugio. Era l'uomo del silenzio, era il maestro di vita, oltre che di mare. Lupo di mare perché comunque gli aveva affidato il timone della flotta, e insomma lì era un esperto, ma anche maestro di vita, al punto che cioè quando il figlio Ivan a un certo punto ha smesso di camminare, ha chiamato Angelo Vianello e gliel'ha affidato a lui. Per problemi suoi Ivan aveva avuto questo problema, insomma, e Vianello gliel'ha risolto. Ma poi tutti i passaggi più importanti, che ne so, naturalmente tutti quelli della vela, quindi dal Fastnet del 79, noi iniziamo proprio da quella tragica regata
dove morirono 15 persone, ci fu un'ecatombe, un uragano praticamente, poi non so quante, 5 barche colarono a picco, altre 25 furono abbandonate, c'era Vianello che li portò in salvo, c'era Gardini in questa il Fastnet è una regata che si fa fra l'Inghilterra e l'Irlanda. Fastnet sarebbe lo scoglio da raggiungere, e sì, sono 600 miglia, e quella volta insomma portarono a casa la pelle, ecco, grazie a Vianello. Poi ci fu tutto, cioè le varie regate, i maxi, eccetera, e soprattutto la Coppa America. Lui non faceva parte dell'equipaggio della Coppa America, però Gardini a lui aveva chiesto consigli su tutto, anche sulla scelta dello skipper, che era Paul Gaillard. Cioè, prima di scegliere Paul Gaillard, gli ha chiesto un parere, cosa ne pensasse, e poi durante la Coppa America, che si è chiusa con quel successo storico per l'Italia della conquista della Louis Vuitton Cup, che sarebbe la coppa, insomma, degli sfidanti. In Italia è riuscito solo a lui. Quindi Vianello, ecco, a me piace molto come figura, perché Gardini lo sceglie perché capisce che è l'unica persona intorno a lui che è realmente disinteressata, e quindi sa che se parla con lui, al di là delle competenze che non poteva avere naturalmente per tante cose come la finanza, l'economia, Enimont, Montedison, cioè, lì naturalmente lui no, però la parola di Vianello era una parola sincera, e questo secondo me la dice lunga, ecco, sul mondo che circondava Gardini, cioè, o meglio sulla percezione che aveva lui di chi gli stava intorno. Non so, forse è una metafora anche di tanti imprenditori di successo, cioè si scelgono figure che magari sono molto semplici per fare delle confidenze, perché altrimenti c'è sempre un dubbio, ecco, che qualcosa possa essere utilizzato, sfruttato, insomma. Noi abbiamo quindi dato spazio a questo veneziano di Pellestrina. Grazie. Facendo il mio, benissimo, e grazie della spiegazione. Mi sembrava quasi che tu fossi un po' emozionato mentre parlavi di Vianello. È tutto vero, nel senso che leggere il libro anche con questa tua spiegazione, veramente si vedono in controluce queste due figure. Imprenditorialità, ti assicuro che ci rivedono molte cose che poi succedono dentro le imprese e nel mondo degli affari in generale. E vado ancora a Lucio e poi vengo a te, Francesco. Ok? Anche per te vi leggo ancora un paio di passaggi, ma brevi, ma secondo me significativi, per poi porre la questione. Siamo a pagina 188, Venezia, Cadario. Non si sente adesso. Inverno 1990. È successo ciò che non avrebbe mai dovuto succedere. Eni ha offerto un'esagerazione, 2.805 miliardi per il 40% di Enimont. Gardini, dopo molte notti insonni, ha capitolato. Tutti soddisfatti, tranne la sua sete di conquiste che aveva eletto a grande obiettivo del futuro progetto globale. Per chi pensa da imperatore non c'è prezzo che valga il trono. Grazie.
Quindi dicevo, per chi pensa da imperatore non c'è prezzo che valga il trono. È la parte in cui si narra, a fronte della fine di Enimont, la spaccatura della famiglia. Qui vedo molti amici che sono imprenditori, che fanno impresa. Uno è un tema ricorrente, quello di a fronte degli alti e dei bassi normali di un'attività imprenditoriale, tenere unita la proprietà. Quindi in questa parte del libro si narra tutto ciò che porta a che cosa? Al 12 giugno, quando Alessandra Ferruzzi scrive: caro Raul, mi vedo costretta con la presente a comunicarti che a ogni buon fine sono da me revocati con effetto immediato sia la procura a te rilasciata in data 19 dicembre 87, sia il mandato a te conferito in data 20 dicembre 87, invitandoti a restituirmi senza indugio gli originali di tali atti e diffidandoti comunque fin d'ora dall'utilizzarli per qualsivoglia operazione o iniziativa. Mi auguro comunque che, nonostante tutto, sia ancora possibile un componimento che ci consenta di riprendere ad operare tutti nel solco tracciato da mio padre, e in questo spirito ti saluto cordialmente. Alessandra. Ma Raul rimane sulle sue granitiche posizioni. Il consiglio di amministrazione che lui contestava si svolge regolarmente e lì viene destituito di ogni carica e potere. È divorzio. Quindi questa è la chiusura della crisi negli assetti proprietari, che poi porta anche un po' a cambiare la natura dell'impresa. Lucio, visto che l'avete scritta insieme, raccontaci un po' cosa avete raccolto e cosa c'è oltre a tutto questo. Ma dunque, se c'è un motivo per cui dovete comprare il libro, è questo scambio di lettere che c'è a un certo punto del libro e della vita di Gardini anche, tra la famiglia Gardini, e in particolare Gardini, Maidina è con lui in quel momento, per cui quando firma Gardini, Raul firma anche Idina, e le lettere che si scambiano con i Ferruzzi, perché questo scambio di lettere dobbiamo ringraziare il qui presente Andrea Pasqualetto, che è riuscito a recuperare, non posso dirvi come, questo scambio di lettere, che sono un inedito assoluto e gettano finalmente luce sul divorzio tra la famiglia Ferruzzi e la famiglia Gardini. Possiamo dire questo, che Alessandra Ferruzzi, e in queste lettere emerge con molta chiarezza, non è mai stata convinta del fatto di affidare a Raul l'impero Ferruzzi. Cioè lei si è accodata in un certo momento della sua vita ai fratelli, ad Arturo e alla sorella, ma non è mai stata convinta. Come dire, ha sempre avuto una riserva su questo fatto che i Ferruzzi a un certo punto delegano tutto a Gardini, gli consegnano le chiavi dell'impero, perché era un impero quello di Ferruzzi, quando Gardini lo prende in mano dopo la morte di Serafino. Serafino muore nel 79, ok. Da allora Gardini è il dominus e inizia la sua scalata. Allora, queste lettere sono veramente feroci, sono uno scambio anche di cattiverie, ma una dynasty italiana proprio, sembra la sceneggiatura di una versione italiana di Dynasty, perché Alessandra soprattutto a un certo punto lancia un siluro pazzesco ai Gardini e a Raul, dicendo che il fatto di nominare suo figlio, che a quel punto ha 23 anni, presidente della Ferruzzi SRL, è una follia. Questo gliel'avrei detto io comunque, da studioso di imprenditorialità. No, commenta questa decisione di Gardini. No, voglio dire, risponde a logica di razionalità.
a un certo punto, se ricordo bene, Gardini dice: "Beh, possono anche smettere di studiare per andare a presidiare posizioni rilevanti all'interno delle attività di impresa", a prescindere dalle logiche prettamente familiari, dal punto di vista proprio, potremmo dire, concettuale. Oggi qua vedo il mio allievo del Master Quo Paolo Costanzo, no? Sono le cose di cui abbiamo sempre parlato al Master, e quindi che le nuove generazioni devono fare esperienza fuori, legittimarsi e poi venire in azienda. Quindi la pensavo come Alessandra, ma per ragioni diverse. Okay? Cioè, no, ho finito. Soprattutto perché Alessandra della famiglia è l'unica laureata e oltretutto è laureata in economia, mi pare, giusto? Per cui giustamente dice: perché Ivan e non Alessandra? Grazie Lucio e Francesco. Adesso tocca a te, 2 giri di seguito, poi ti passo io, però insomma un giro per volta. Ecco un pezzo della tua biografia, poche righe, bon? Dove dici: per Elisa, la piccola barca dedicata a mia sorella, dopo anni di tentativi siamo riusciti a vincere il campionato del mondo di vela del 95. Ascoltare l'inno dei Mameli guardando la barca che portava il nome di Elisa è stato come vincere per lei, rendere il suo ricordo ancora più indelebile. Oltre all'orgoglio di essere stati i primi nella storia a portare un titolo mondiale di vela a Padova. Quindi con Gardini sostanzialmente condividi questa passione per la vela, e quindi è anche così, insomma, anche tu hai raggiunto, ancorché da protagonista dentro la barca più che da finanziatore delle gare di vela, cosa insegna la vela al management, all'imprenditorialità, e cosa hai rivisto della tua esperienza velistica all'interno di questo libro. Intanto sport, business dopo, ok? Ti do un po' gli ordini, ma possiamo dircene. Buonasera. Innanzitutto i complimenti per questo libro, che mi sono bevuto, la parola giusta, come te, proprio quest'estate durante le vacanze in mare, quindi in un momento bello, ludico, e mi ha riportato a quei tempi là, perché io ero uno studente di economia aziendale negli anni in cui Gardini stava facendo i suoi più fortunati ride con la Montedison, eccetera. Quindi vivevo quel periodo e anche l'aspetto sportivo, perché hai ricordato quel periodo nel 95, ma era prima di arrivare a quella vittoria, erano proprio negli anni precedenti al suicidio di Gardini, e quindi noi piccoli velisti, noi abbiamo vinto quel campionato in un piccolo barchino di meno di 8 metri, 5 di equipaggio, non aveva niente a che vedere con i 24 metri del Moro, però ricordo in quel periodo lì, durante un campionato italiano, tutti alla televisione che guardavano il Moro che vinceva la Louis Vuitton Cup, quindi insomma per me, studente di economia e velista, Gardini era una figura mitica prima del tracollo, eccetera. L'aspetto, diciamo, bello della vela, diciamo, che si può portare non solo all'impresa, insomma, ma in generale a molte attività che richiedono la gestione di gruppi, è che almeno la vela che facevo io, che era una vela in equipaggio, richiede, diciamo, la necessità di creare un gruppo che sia orientato verso un obiettivo, che sia importante o meno, e che diventi una squadra vincente alla fine. E questo ha degli aspetti, delle dinamiche che si poi trasmettono in tutti gli ambiti della vita, l'impresa per primo, ma anche in tanti altri ambiti. Questo, diciamo, è l'elemento principale che si può portare a quegli ambiti lì. E dopo l'aspetto, diciamo, la vela è uno sport che si svolge
in mezzo agli elementi naturali, e quindi al di là dell'aspetto prettamente tecnico, sportivo, è anche uno sport di ragionamento dove bisogna interpretare da dove verrà il vento, come si cambierà, che cosa faranno gli avversari rispetto, quindi tutta una logica molto, diciamo, anche di ragionamento rispetto a quello atletico, e dove anche la fortuna gioca il suo ruolo molto importante, perché non sempre il vento arriva da dove dovrebbe venire, ma può cambiare, quindi questo è un altro elemento che si ritrova nella vita delle imprese, ma anche nella vita di tutti i giorni. A volte ci vuole la determinazione di cercare di conseguire i propri sogni, i propri obiettivi, ma senza quella fortuna, quel, diciamo, verificarsi di coincidenze di cui si deve andare in cerca, non può non funzionare. Bene, grazie. Poi magari torniamo su questi argomenti, sia con voi, eventualmente con voi. Resto sempre su di te, Francesco. Abbiamo visto nel percorso che abbiamo fatto il Gardini audace visionario, quindi che prende rischi. Qui la cosa che è così, insomma, magari ti chiedo questo modo di fare impresa, cosa ne pensi, come lo vedi, come lo interpreti, prima cosa. La seconda cosa, il mentor. Hai anche tu un Angelo Vianello e nella tua esperienza gli Angelo Vianello cosa possono, insomma, come aiutano concretamente o come ti hanno aiutato concretamente nella tua esperienza. Poi avrei un'altra cosa, ma vediamo dopo magari aver fatto un giro anche col pubblico, se abbiamo tempo per affrontarlo. Intanto questi due aspetti. Se hai dei riferimenti al libro che ci possono aiutare a qualificare, tanto meglio. Parto dall'ultima parte, non ho un Angelo Vianello, ho avuto tanti amici che hanno accompagnato, ho tuttora per fortuna, no, che hanno accompagnato in maniera diversa varie fasi e varie sfide della mia vita, quindi, ma non uno che mi ha accompagnato come lui praticamente quasi dall'inizio ad ora. No, quello che mi ha affascinato di ritornare dopo 30 anni a seguire e anche a approfondire, poi mi è piaciuto a seguito del vostro libro riapprofondire quel periodo là, è anche la rilettura della storia imprenditoriale di Gardini, indipendentemente dalla conclusione, che ritrovo in tanti fatti, successi a colleghi imprenditori, a famiglie imprenditoriali, eccetera. Quindi la storia di questo, magari a livello anche più piccolo, perché appunto la storia di Ferruzzi era paragonabile a quella della Fiat all'epoca. Cioè la storia di un imprenditore con delle capacità inequivocabilmente grandissime, che sviluppa con successo per molti anni una storia imprenditoriale, e poi diciamo viene fatto fuori dalla famiglia. Qui poi ci sono credo ci siano due modi di vedere che hanno contraddistinto e che emergono nel vostro libro. C'è chi ha ragione, chi ha torto, eccetera. Io non entro, non lo so, in questo, però spesso questo mi ricorda anche fatti visti in prima persona di storie in cui un grande imprenditore con grande carisma alla fine, se non ha il possesso azionario del controllo del gruppo che dirige, deve cercare di andare a compromessi, a ragionare con gli altri soci, con gli altri familiari, eccetera, perché sennò alla fine finisce sempre così. E questo l'ho visto in altri casi anche importanti. C'è chi può dire che se Gardini fosse rimasto, il gruppo Ferruzzi non sarebbe finito così, smembrato da Mediobanca, eccetera. Chi dice che è stato mandato via proprio perché stava portando al disastro il gruppo.
io non entro in questo, però l'insegnamento secondo me che io ho rivisto, ma non è che ce ne fosse bisogno di vederlo, è che a un certo punto anche questi grandi imprenditori, a un certo punto, molti, non tutti, perdono il senso della realtà, perché tale, diciamo, forse è la presunzione per il successo che hanno avuto, cioè che pensano di essere dei maghi in qualsiasi cosa facciano, e molti si sono rovinati, penso alla storia dell'Aprilia, di Beggio e altre storie, o in altri casi non si rovinano, però tali sono diciamo, il modo in cui mettono sotto gli altri familiari che magari hanno la maggioranza del gruppo, che alla fine vengono estromessi. Magari indirettamente succedono che un gruppo di successo ma non arriva al fallimento quasi, ma si smembra, cioè perde quel successo che aveva perché non trova più una guida così capace. Però la domanda è, si può diciamo, pretendere, diciamo, di continuare ad avere il controllo di qualcosa che pure magari funziona, se non si ha la capacità anche di mediare sui interessi diversi, familiari, ma sempre leciti, perché il possesso azionario è quello, e questa è una domanda senza risposta, ovviamente. Grazie Francesco per questa precisazione, non ci avevo pensato francamente, però in effetti questo libro, se in filigrana possiamo vedere la leadership, in filigrana possiamo vedere il ruolo di queste figure di riferimento per persone che gestiscono complessità importanti e hanno bisogno in qualche modo non di valvole di sfogo, nel senso che scarico sugli altri i miei problemi, ma di figure con le quali poter interloquire senza, diciamo, svestendo i panni ufficiali. Seconda cosa che abbiamo visto, poi abbiamo visto il tema della... Posso tentare una breve risposta a lui? Certo, poi io riprendo. Prego. Ma per rispondere al tuo quesito, io penso che Gardini ha avuto un limite, che era un megalomane. E la megalomania certe volte porta al disastro. Cioè a un certo punto io ho l'impressione che è stato preso da un delirio veramente di onnipotenza, credendo di poter fare disfare qualsiasi cosa, di comprare aziende da un giorno all'altro, comprare la Montedison da un giorno all'altro. E questo forse è il suo limite più grande, la megalomania. Non so se lei... E non ti dico come la penso. Comunque finisco il ragionamento rispetto a quello che stavo dicendo, quindi in filigrana cosa vediamo e poi vediamo, se volete, da tutte le diverse angolazioni possibili, i vantaggi e gli svantaggi di non scendere a compromessi. È un libro in qualche modo in cui il compromesso, inteso come lo ha inteso correttamente Francesco, non abita. Non c'è. E lo vediamo, però ne vediamo anche le componenti positive. Quando vanno a Chicago alla borsa, quando va con suo suocero, no? Ecco, ad esempio lì la capacità di non scendere a compromessi genera valore aziendale. Quindi il compromesso, no? La capacità di gestire, lo abbiamo visto in questo libro e grazie Francesco non ci avevo pensato a questo. E non avevo capito, quando ci siamo parlati, perché ci siamo lungamente parlati prima di questo incontro, non avevo colto questa sfaccettatura che è interessante. Vediamo anche le componenti potenzialmente negative, perché Gardini è un generale senza truppa, volendo, cioè un generale che non ha in mano il controllo, e in questi casi ciò che rende un generale senza truppa credibile è il carisma che riesce a trasferire, e il carisma si alimenta di successi. Il carisma si alimenta di conferme sistematiche. Nel momento in cui, no, viene meno la conferma del carisma, è evidente cosa. Però insomma è una lettura interessante. Adesso torno a te. Volevi dirmi qualcosa?
No, ok, no, pensavo che volevo... Stavo pensando, tu mi volevi chiedere chi me l'ha fatto fare di raccontare. Allora, poi, dopo aver finito di leggere il libro, mentre andavo in traghetto a Pantelleria, l'ho iniziato il 3 di agosto, però ho fatto tutta l'Italia in macchina, andando a visitare... No, però l'ho finito il 12, vuol dire che veramente l'ho letto con... E poi sono stato in vacanza amabilmente in una bellissima Pantelleria. Quando sono tornato a casa, ho chiamato subito il Corriere del Veneto, ho detto: voglio il cellulare di Andrea Pasqualetto. Voglio il cellulare di no, voglio un po' esagerare, voglio conoscere Andrea Pasqualetto. E difatti ai primi di settembre ti ho scritto e poi appunto adesso stasera siamo qua. E quello che la cosa, poi noi non ci conoscevamo, no? Però la straordinaria coincidenza tra i 30 anni, il libro, e ma già aspetta, mi ha fatto pensare: questo è uno furbo, no? Che ha colto la coincidenza dei 30 anni, perché oggettivamente è una coincidenza importante da un lato. Poi però ho pensato: è una storia controversa, è difficile per uno come te, persona visibile su un quotidiano importante, no? Sperimentarsi in una storia che, se non hai una narrazione equilibrata, no? Rischia di ritorcersi nei confronti di chi poi queste cose le ha scritte. Allora, il quesito è, te ne faccio due però, poi trovi tu la sintesi. Chi te l'ha fatto fare? Chi te l'ha fatto fare di prendere questo rischio? No? E magari se puoi raccontarci qualche aneddoto che sta dietro, non il libro che voi leggerete, ma il backstage. No? Voi intanto, se preparate, se vi dite qualcosa, poi conversiamo, abbiamo un po' di tempo per conversare. Me l'ha fatto fare il fascino che esercita in me un personaggio del genere. Questo senza dubbio, cioè nonostante tutto, nonostante le tangenti pagate a tutti e ovunque, però siamo di fronte a un imprenditore unico nella storia italiana, per visioni, per coraggio, per conquiste. Un uomo che ha sfidato tutti, dai politici agli imprenditori, ma anche gli armatori nella vela, quindi anche poliedrico, insomma, personaggio dal mio punto di vista affascinante. Lui sfidava gli amici a poker e con le stesse logiche sfidava gli imprenditori, cioè i concorrenti. Per lui, per esempio, ricordo questa cosa che mi ha raccontato Ballestrazzi, che poi è venuto a mancare, ed era il suo amico d'infanzia. Lui diceva: sai quando non hai più scelte, cioè sei con le spalle al muro, a poker, sai come si fa? Si rovescia il banco. E lui, quando era con le spalle al muro, rovesciava tutto, cioè cambiava completamente direzione, sorprendeva gli altri. L'ha fatto sempre, l'ha fatto direi fino all'ultimo giorno, perché con quel suicidio ha cambiato, non se l'aspettava nessuno, ha cambiato le carte in tavola. E quindi ecco, lui ha sfidato, la sua è stata una vita di sfide. L'unica sfida che non ha accettato è stata quella con la giustizia. Cioè lì si è sottratto perché ha pensato probabilmente che era una sfida persa in partenza,
Però c'è anche chi interpreta quello che per me è un suicidio, per Lucio invece potrebbe non esserlo. Sì, ok. Sì, noi abbiamo fatto un libro sulla vita, non sulla morte, proprio per questo motivo. Perché io penso che si sia suicidato e lui ha qualche dubbio, e quindi abbiamo detto, cioè, non è che possiamo fare un libro sul giallo della morte. Facciamo un libro sulla vita, poi ognuno si farà un'idea di cosa è successo. E dicevo lì, quindi lui, la giustizia non ha voluto affrontarla, però sottraendosi alla giustizia ha salvato il mito e ha salvato la famiglia, che probabilmente sarebbero crollati sotto i colpi di Tangentopoli, perché lui era il grande obiettivo, insomma, di Mani Pulite in quel momento. E quindi è vero che ha perso la vita, e ha salvato il suo mito, perché a Ravenna è ancora un mito. Io sono stato, per fare questo libro, sono stato lì molto, e ho conosciuto, frequentato, eccetera. E anche quando hanno fatto la prima del docufilm, i teatri, il teatro, ma anche, mi sembra, un altro teatro, erano pieni, ma erano pieni di gente che lo ama. Cioè, a Ravenna c'è una via intestata a Raul Gardini. E chi osa in qualche modo contestare, cioè anche solo criticare, anche se solo sollevare, come abbiamo fatto noi in questo libro, perché noi non gli abbiamo risparmiato nulla, nel senso che questo mare di tangenti che è stato pagato l'abbiamo ben messo in evidenza. Cioè tangenti ai politici, a tutti i politici, tangenti a un magistrato, tangenti a un presidente, cioè a un commissario della Consob, al custode giudiziario, la maxi tangente del processo Enimont è la tangente pagata da Gardini, dai suoi, dal gruppo, per non tanto perché sono state pagate sia per fare Enimont, che era questa joint venture pubblico-privata, no? Fra Eni e Montedison, che poi è fallita, ma per chiuderla addirittura. Ma non entrerei in questa sottigliezza. Cioè sono state pagate dei soldi per riuscire a chiudere con soddisfazione il progetto fallimentare. Questa è Enimont. In ogni caso, insomma, è stato pagato tutto questo. Lui è stato protagonista di questa stagione e secondo noi, insomma, era la stagione dell'Italia, non era solo Gardini, funzionava così in Italia. Questo è quanto. Però ciò non toglie che lui abbia precorso i tempi, abbia avuto delle grandi intuizioni, con 30 anni d'anticipo sull'economia verde, sulla benzina verde, eccetera. Certo, lui lo fa sempre solo fatto per un interesse personale, che non era neanche tanto quello del profitto, era quello della gloria. Però ci aveva visto lungo, da questo punto di vista ci aveva visto lungo. L'ha fatto in modo spregiudicato e l'ha pagato, l'ha pagato sì. È riuscito a salvare l'immagine e i familiari. Grazie. 2 osservazioni, intanto poi preparatevi per un commento finale. Io adesso vorrei coinvolgere
chi di voi ha piacere di così aprire, fare un commento, un'osservazione o quant'altro. Ringrazio però Andrea per aver posto la questione etica. È evidente che la questione etica in tutto questo libro c'è. La scelta è stata nella nostra conversazione di guardare la componente più gestionale, imprenditoriale, no? Vedere la componente, tutto ciò che di buono si può trarre da questa esperienza, e ringrazio te per aver posto con cura e con moderazione la questione etica, che è oggettivamente una parte importante e narrata bene. Sarà anche vero che aveva lavorato per la Gloria, no? Ma sta di fatto che qui c'è il mio laureato di un paio d'anni fa, Lai, no? Che però tu non eri oggi in aula. Oggi ho chiesto a un centinaio di studenti e studentesse di 20 anni, ho mostrato l'invito per stasera. Nessuno conosceva Gardini. Nessuno lo conosceva. Nessuno lo conosceva. Allora questo ci, per certi aspetti, la dice lunga su, no? Un po' su come sono cambiate le priorità da certi punti di vista, e anche sul fatto che la questione etica, che dal mio punto di vista, da studioso di queste cose, avete trattato in maniera esemplare. Uno, quando arriva alla fine del libro, non prova rancore, no? Nei confronti poi non si sa di chi, ma prova ha la certezza che il way of doing business non va bene, non andava bene, e quindi nessuna scusa o scusante per queste cose. Però insomma è stata una narrazione anche questa equilibrata. Qualcuno di voi ha piacere di commentare, osservare? Tu? Ti do il microfono, vieni pure qua. Ah, ok, perfetto. Sì, perfetto. Perfetto. Però se voi, siccome ti stanno ascoltando anche... Scusa. No, semplicemente parlo da qui. Mi è venuto una grande curiosità quando si è accennato al dualismo tra la teoria del suicidio e quello che ha i dubbi. Io vorrei sapere quali sono i dubbi, perché ne ho sempre avuti molti anch'io. Un uomo così che si arrende in questo modo, io non l'ho capito, ecco, questo è quindi temo che ci sia qualcos'altro che abbia coperto quella vicenda, ecco. Grazie. Qualche altra persona ha piacere di Paolo Costanzo, prego. Io sono un imprenditore e anche un velista, ho fatto 2 campionati italiani e un mondiale ad Ancona nel 2013, perciò mi rispecchia un po' nelle piccole dosi Gardini. E intanto ho letto il libro anch'io in 2 weekend, perciò faccio complimenti a chi ha scritto il libro, perché è molto facile da leggere e ti prende molto. E il messaggio che secondo me ha fatto il libro, cioè è quello che è entrato su di me, è che gli imprenditori come il velista sono persone sole. C'è un vianello che io posso assimilarlo praticamente sulla barca a vela al TNT Bene o alla Battagliola, no? Sai che c'è, però se non ti attacchi vai a finire in acqua, ma non ti dà niente in più. E purtroppo su certe decisioni che abbiamo tutti i giorni siamo veramente da soli, e perciò io ho visto, e lei è riuscito a spiccare questo messaggio in maniera molto limpida e trasparente, che l'imprenditore è solo, sia nel punto in cui è stato la scelta suicidio o omicidio, non si sa, ma anche in tutte le decisioni imprenditoriali che lui ha avuto e nelle decisioni invece come velista. Volevo completare il pensiero di Andrea, cioè, allora, queste 2 persone che scrivono un libro insieme pensano 2 cose completamente diverse sulla fine di Gardini. Allora, no, ma cioè,
è proprio il bello, è questo, che siamo rimasti alla fine del libro, sempre io della mia idea e Andrea della sua idea. Allora, volevo precisare questo, cosa io non sono affatto convinto e non ho nessuna prova che Gardini sia stato ucciso. Comunque, contesto questo e continuo a contestare che l'inchiesta sulla morte di Gardini non è mai iniziata, perché basta leggere il faldone dell'inchiesta, e io me lo sono letto tutto, per capire che c'è almeno un punto fondamentale che la magistratura doveva indagare e non ha mai indagato. Allora, quella mattina nessuno che è in casa, nella residenza di Gardini in piazza Belgiano, dice di aver sentito lo sparo. Tutti racconteranno al magistrato una bugia e diranno che non hanno sentito lo sparo perché quella mattina in piazza c'era un'impresa che lavorava con dei martelli pneumatici. Questo è un falso e compare anche nell'inchiesta, perché io sono andato a rintracciare il geometra che coordinava i lavori e mi ha detto quella mattina non lavoravamo. Prego, ok. Vai. Visto che io sostengo esattamente la tesi opposta, allora questa idea, cioè, l'ho detto prima, io sono dell'idea che si sia suicidato, e lo sono soprattutto per un fatto, perché i primi che avrebbero dovuto sollevare dei dubbi sulla morte di Gardini sarebbero stati i parenti, come succede sempre quando c'è un suicidio. Io mi occupo di cronaca nera, giudiziaria, eccetera, ne ho visti tanti. I parenti non accettano il suicidio, nessuno mai lo accetta il suicidio, è difficilissimo, anche di fronte all'evidenza. E qui non c'è un solo parente che abbia dei dubbi sul suicidio di Raul Gardini. Quindi per me questo è già un elemento molto forte. Ma scendendo anche, diciamo, nei particolari, no? In questi elementi di cronaca, io penso che un'ipotesi del genere prevederebbe un complotto da parte di tutti quelli che quella mattina erano in casa, dal maggiordomo cioè, tutti quelli che c'erano lì avrebbero concordato una tesi per cui lui sarebbe stato ucciso da un fantomatico uomo venuto da dove? Cioè ecco, vabbè, adesso al di là di questo, comunque io sono convinto che si sia suicidato, e lo sono soprattutto i familiari. Io lo sono perché lo sono loro. Grazie Andrea. Francesco, a te un po'. Conclusione. Sì, lascio così due quesiti, secondo me, diciamo, derivanti da questa lettura. La prima più così da imprenditore, cioè a me piace studiare anche le storie di successo, cioè, di grandi imprenditori, quale è stato Gardini. La domanda è che mi viene fuori dopo aver letto: sarà mai possibile, diciamo, che i grandi creatori di imperi, diciamo, diventino troppo, cioè così presuntuosi? Esisterà la maniera di poter, diciamo, arrivare a creare degli imperi, a gestire degli imperi in una maniera che poi permetta di non incappare in errori tecnico-manageriali che derivano dalla presunzione? Questo c'è un aspetto, una domanda affascinante, che è più diciamo per te. E la seconda cosa che mi rimane, io sono affascinato dalla teoria delle sliding door, di come avrebbe potuto andare una vicenda se fosse, diciamo,
se quella sliding door fosse stata diversa. E secondo me lì la sliding door è il momento in cui la famiglia lo mette fuori. Il quesito che rimane in me è come sarebbe andata la vicenda dell'impero Ferruzzi se avessero lasciato, se lui forse non avesse peccato di delirio di onnipotenza pensando all'ipotesi del figlio di 21, perché quella è veramente incredibile, perché magari se tu hai il 100% del gruppo puoi anche pensare una cosa del genere, ti prendi i tuoi rischi in proprio, ma se tu devi pensare a soluzioni di quelle, a me sembrano inverosimili. Adesso io non lo so se fosse, non lo so approfonditamente come sia andata, però quella cosa lì è strana. Però cioè, come sarebbe andata se al di là di questi aspetti familiari avesse continuato lui a gestire la Ferruzzi anche dopo l'uscita da Enimont? Grazie Francesco, qua hai detto insomma è incredibile, insomma è incredibile che una persona che non ha, che ha una quota di proprietà tendente asintoticamente allo zero si permette, se no, a quote per interposta persona, la moglie, si permetta di dire metto mio figlio di 23 anni a guidare un impero. Oggettivamente anche questo non ci avevo pensato. Però ecco qua, per chiudere, quindi tu ti chiedi com'è pensabile che non ci si renda, non si percepisca il momento in cui bisogna fermarsi, no? E questo è vero, mi viene da dire che è un tema che tutti noi, e in particolare la comunità imprenditoriale, ha difficoltà a cogliere, perché si dice alcuni un po' con un concetto valido soprattutto nel Novecento, adesso un po' meno, si dice un imprenditore o un'imprenditrice non vanno mai in pensione, e invece dovrebbero andare, perché è l'equivalente, no? Magari in dimensioni più piccole di questa mania di onnipotenza. Chiudo per dire, non cito il nome di un imprenditore molto noto del nord-est che usa spesso dire una frase che non so se sia propriamente rivolta a se stesso, ma quando la cita dico hai ragione. Dice: se c'è una sola cosa che ho dismisurato, ed è il senso della misura. Ecco, allora questa idea di in qualche modo cogliere il momento in cui il crinale sotto il quale, il crinale che non devi superare perché si genera un effetto valanga dagli esiti appunto rovinosi, è un po', se volete, la stella polare con la quale possiamo sintetizzare il libro. C'è chi ci è andato oltre ed è Raul Gardini, noi cercheremo di non farlo, e con questo ringrazio Lucio, Andrea e Francesco, e ringrazio tutti e tutte voi per essere stati qui in presenza e a distanza. Alla prossima.